Ora, chi ci segue sa che mi è capitato, mentre andava in onda un'altra puntata, di vederlo aggirarsi negli studi e abbiamo avuto l'occasione di rapirlo e fare una piccola magia. Ecco, chi ci ha seguito lo sa che sono riuscita a mettermi d'accordo con lui per farlo tornare in questa occasione, perché in molti che hanno visto la puntata hanno detto no, ma vi mettete d'accordo, ma non è possibile. Vi dico che persino il turco ha dubitato, ha detto ma guarda che secondo me il trucco c'è, ma non si vede perché lui è proprio bravo, è il mago Gabriele Gentile. Eccomi! Il nostro mago Gentile. Ciao Gabriele. Daphne, Stupendo. ciao a tutti. Bene. Allora, quando ci siamo incontrati la volta scorsa ha fatto un gioco, ha fatto sparire una carta, questa carta io l'ho firmata, era nel suo portafoglio, insomma potete rivedere questa chicca sul canale YouTube di Mille Voci, perché anche lui ha sfidato tutti i telespettatori, il nostro pubblico, a guardare all'indietro, al rallentatore, per vedere se si vede il trucco. Allora, oggi, ho detto adesso, prendiamoci 5 minuti. Io mi presto, vi assicuro, voi sapete, mi seguite da tanto tempo, io insomma dico quello, vi racconto anche a volte dei dietro le quinte delle cose che succedono qui, vi assicuro che io non so quello che sta per fare, quindi credetemi che lui veramente fa le magie. Dai. Grazie Daphne, è proprio quello il bello. Allora, sei pronta per la prima lezione? Vai. Qui al centro, ecco, braccia lungo i fianchi. Questo è l'archetipo del mago, uno degli archetipi, sì. Il bastone da passeggio alla Fred Astaire. Nero con i puntali bianchi. Devi dire 1, 2, 3, bastone va via. Dillo. 1, 2, 3, bastone va via. E vedi la prima lezione come va bene? Ragazzi. Fate un applauso a Daphne, meravigliosa. Qui io sono la maga, cioè voglio dire. Stai imparando? Sto imparando, basta che dico le parole magiche, qui succede tutto. Quindi qua già è sparito. Vabbè, andiamo avanti. Questo è un oggetto che ben conoscete tutti. Sì? Quando si pensa alla parola impossibile, si pensa immediatamente al cubo di Rubik. Assolutamente. Sei capace a mescolarlo? Io temo, vai, perché vai, in tutto ciò mi sento scomponilo. anche un po' scema, capite? Perché no, me la fa no. proprio sotto il naso. Sotto il naso, perché esatto. io vorrei È capire, è quello, lo so, ma io faccio questa espressione reale perché io sono convinta che tu adesso combinerai una di quelle cose che io non me ne accorgo, neanche stando qua. Beh, intanto ricordiamo anche agli amici a casa quante sono le possibilità che ci offre il cubo di Rubik. 6 facce, sono all'incirca 43 quintilioni di possibilità. Fate pure anche voi che siete qui. Mentre Daphne mescola, io tiro fuori un sacchettino, come vedi, sto facendo di tutto per sfasciarglielo. No, non romperlo. In modo che così. Sacchettino rosa, lo lascio qui davanti a tutti, così non lo toccherò, non farò nulla. Lì c'è una predizione che ho fatto io negli anni 70. Pensa. Sì, vabbè. Ok, quando sei pronta, dimmi anche una cosa. Sai quanto impiega il campione del mondo a risolvere il cubo di Rubik? Quanti secondi? Non lo so, me Te lo dico io, tu? 4 secondi, 3 secondi e mezzo all'incirca. Io oggi per Mille Voci voglio risolvere il cubo di Rubik in 3 secondi bendato. No, e vabbè, sta roba, ma dai, ma quando mai? In 3 secondi bendato, ma non c'è segreto. E siccome ho dimenticato la benda, ho pensato di bendare il cubo. Come bendi il cubo? Sì, bendo il cubo, lo metto dentro un sacchetto e bendo il cubo. Faccio prima. L'hai mescolato tu? Sì. In realtà questa è una cosa per vedere se siete svegli abbastanza, se il pubblico è sveglio. Vado, Guarda, all'interno del sacchetto conto 1, 2, 3 e il cubo è risolto. Vediamo se applaudono, se ma li ho no, fregati. ma dai! Eccolo qua. Cioè... Ecco, adesso ditemi voi, per alzata di mano, quanti mi avete creduto o pensate che all'interno del sacchetto ci sia il cubo mescolato? E ovviamente. E infatti avete ragione. Ecco, dai, questa... Ma ragazzi, il cubo di Rubik, 43 milioni, quintilioni di possibilità, e sarebbe impossibile. Oh, vero. Ma infatti il gioco non era risolverlo. Ah, no. Il gioco è creare una coincidenza impossibile. Apri un attimo la mano così, Daphne. No, io ferma immobile così. Io temo. Qui c'era questo chiaramente è un giochino che ho fatto io, uno scherzetto che potete fare anche voi con 2 cubi. Ma il gioco vero è un altro. Dentro questo sacchetto c'era un cubo mescolato da me ed era nel sacchetto prima ancora che tu mescolassi il tuo. Adesso, se ci fosse anche solo che una faccia
uguale no. all'altra. Signori, facciamo vedere bene, guardate dai, bene, è guardatela uguale. bene, guardate bene, una faccia uguale, ma sarebbe incredibile se ci fossero due facce uguali con la stessa combinazione di colori. Pazzesco, con 3 facce identiche. Incredibile con 4 facce. Sarebbe un piccolo miracolo se avessimo anche questa faccia perfettamente combaciante e naturalmente anche la sesta e ultima faccia. No, wow! no! Mamma Ma sei mia! stupendo! Ma spingiamoci un passo oltre. No, vabbè. Vuoi? Adesso appoggio un attimo il cubo, guarda, te lo appoggio qua. Rimani fermo immobile così. Vabbè. Allora, questo qui è uno dei cubi mescolati da te. Questo è il sacchetto di prima, sempre vuoto. Controlla che non ci sia niente. Non c'è niente dentro. Dentro, perfetto. Ok. Cubo perfettamente mescolato, lo metto all'interno così. Io lo trovo assurdo. Ora facciamo una cosa, vedo che tu hai dei piedi lì, ce li Sì, hai. sì, esatto, per ora. facciamo così, io metto questo cubo qua, lo lasciamo qua così. Anzi, guarda, facciamo così, guarda, questo qui, mettiamoci lui. Lo metto qua per terra, va bene? Va bene. Ecco, tu dovrai tra poco operare una piccola magia. Posso lasciarlo in terra? Lascialo Perfetto, qui così. per terra. Metto così, benissimo. Ok? Perfetto. Ok, ferma così. Fai vedere le tue mani vuote, falle vedere bene, ok? Fai un piccolo movimento magico verso quel sacchetto. No, con le mani. Ah, così. Ah, devo fare tipo così. Esatto. Ah, non Ora avevo prendi capito, il sacchetto, pensavo. prendi il sacchetto, Adesso prendilo. prendo il sacchetto. Sì, prendilo. Ho detto che mi sembro scema. Allora, Fai prendo vedere il l'altra mano sacchetto. vuota. Metti la mano all'interno del sacchetto. Questa è vuota, la vedete? La mano è vuota. Questa Metti è la mano all'interno del sacchetto. Io temo, capisci Sì, che vado ma fallo, proprio. fallo. Proviamo. No! No! E Ed dai! è perfettamente risolto anche. No! Pazzesco. Ma vi prego! Ma È curiosa, No. fate un applauso a Daphne che lo merita veramente, lo merita. Facciamo no. vedere che il sacchetto è È completamente vuoto. vuoto. No, dai, io e ero naturalmente qui. questo è un cubo normale, controllalo Ma anche per sì gli che è amici a casa. normale, Magari non pensano che sia un cubo no, vedete, G è elettronico, no, è un cubo No. normalissimo. Perfetto, facciamo un altro gioco? Ma io però adesso. convinto? Vi ho Ma sei convinto? convinto? Perfetto. Sì, sei stupendo. Allora, ma togliamo bravissimo. il cubo di Rubik e ne facciamo un altro. Guarda, tu conosci il linguaggio del web? Sì, Sai io temo sempre a No, ma rispondere. tranquilla, Va tranquilla, bene, è tutto- ok. Sai che questo- cosa vuol dire questo? Il like. Mi piace. E questo invece? Non mi piace. Perfetto, quindi direi che vediamo, io Su se questo devo ci siamo. dare un voto a Daphne faccio così, va bene? Grazie, perfetto. sì, anche È un bel noi a like. te. Allora, Ok. siccome conosci il linguaggio del web, puoi fare questo gioco che è dedicato appunto al mondo web, con i colori di un social famosissimo. Sì. Si vedono molto bene, eccolo qua, Ok. l'azzurro e il il bianco. bianco. Perfetto, questo è anche il mio portafortuna. Sì. Benissimo, tu sei brava a piegare le lenzuola? No, No, perché lei canta, ecco, presenta, fa bravissimo. tutto quando ha il tempo di fare Ma questo. quello puoi dire proprio con Ok. convinzione perché è la verità. Mi sembra brava Sono per una ora. pessima casalinga. Piegami così. Perfetto, ora così. Brava, Sì. non sei male, devo dire stai andando Sai, bene. queste cose che- Ok, ancora metà. Ragazzi, Daphne si sta comportando benissimo. Mi sto impegnando. Ok, tu rimani eh. ferma, io adesso arrotolo questo tovagliolino bianco e azzurro. Ok, qui dovrei avere un elastico nascosto. Mi muovo lentamente affinché nessuno possa immaginare a un trucco da mago. Voilà, questo è il mio portafortuna. Va bene, Daphne, lo vuoi tenere? Sì. Ok, con l'altra mano, va bene. Per Va ora bene. non è successo niente di male. No, Ora- sto sudando. Adesso Ah. speriamo adesso perché dobbiamo, immagina di ricevere delle richieste di amicizia da parte di alcune celebrità. Va bene. Chi è il più famoso che conosci? Oddio, non lo so. Ok, tu hai portato una pinza metallica 3 cm per 5? Ce l'hai? Ma no. Ce l'ho io, non ti preoccupare, ce l'ho qui. Dove vado in giro con la Ce l'ho io, pinza ce l'ho io, metallica? guardala qua. Eccola qua, la mettiamo così. Una Benissimo. pinza metallica, Ok, fermo. quindi io Bene, tengo le la- celebrità che ti chiederanno l'amicizia sono Le le celebrità. seguenti. Ah, allora, beh. chi è lui? George Clooney. George Clooney, facciamolo Mi vedere bene chiederà anche agli amici l'amicizia, che a ci me seguono da proprio, casa. perché mi ha Vediamo. visto su 1000 voci, turco. Però potrebbe chiederti l'amicizia, non si sa, oppure potrebbe chiedertela lui. Chi è lui? Wilbur Smith. Will Smith, quello Will che ha preso Smith. che ha dato un pugno a Chris Rock Sì. durante. Esatto. Poi Perché abbiamo aveva parlato- lui, lo conoscete? Sì, vabbè, Donald Trump. Donald Trump, poi abbiamo lei
lei la conoscete? Beh, Lady Gaga, Cioè, poi ma- abbiamo Angelina Jolie, tutte diverse. Tutte a me mi chiedono la Kim anche. Kardashian, Certo, come no. abbiamo la Jan, la conosci anche Sì. lei. Ci sono anche io, se vuoi. Tu può essere che mi Esatto. chiediamo, siamo già amici su Facebook. La Sofia Vergara, tutte diverse, ragazzi, tutte Sì. diverse. Michael Jackson, Lupis. Lei è, sai chi è? Whoopi Goldberg. Whoopi Goldberg. Benissimo, adesso ne devi prendere una a caso. Metti un dito così, io li passo da sopra a sotto. Quando vuoi tu ne tocchi uno, quello che ti pare. No, capito, perché poi pare che qua. Questo, Sì. guardalo tu, non farmelo vedere. Guarda, mi giro, lo fai vedere agli amici. Ma lo faccio vedere a loro? Sì, fallo vedere a loro, tanto io butto i rimanenti che non servono più. Ok. Ma questo a me mi io chiede rimango amicizia, girato, secondo non ho voi, neanche il guardate, monitor, avete non visto ho chi neanche è? il monitor. Visto? Ok. Fatto? Non lo posso dire, ma l'avete ben visto, insomma, no? Ok, ora mi giro Sì. perché mi devo concentrare, devo leggere la tua mente, non farmi vedere quel personaggio. Ok. Fammi entrare in connessione, perdonami. Mhm. Mi arriva, è un attore, vero? Non è un cantante, è un attore. È un attore. Ha due occhi, sicuro. Vabbè, certo. Vabbè. Testa? Sì, ciao. Guarda, questo è facile, vuoi vincere facile. Vedo un film con una grande nave. Dai, no, lo potrebbe sai. essere Leonardo DiCaprio, potrebbe? Ma sì! Mamma mia, ma come, Leonardo DiCaprio, no, fantastico! dai. Ma siccome come? mi porterà fortuna questo gioco, e Ti questo era porterà- il mio portafortuna, vuoi cortesemente aprire il portafortuna, togliere l'elastico che abbiamo piegato insieme poco fa, via la pinza che costa 1.800. Esatto, via l'elastico che sono un mago ligure, questo lo uso domani, perfetto. Vuoi aprire? Apri, fai vedere bene Io davanti a non tutti. non ci credo. No, ragazzi. Vabbè, ma non è. No, E dai. si stampa regolarmente, puoi toccare, vedere che non si tratta di un tessuto termico, ad Guarda, esempio. io ti trovo in assoluto il più bravo. accipicchia. Veramente il più bravo mago. Più di DiCaprio? No, più no, più bravo. chiedo, no, chiedo. Veramente bravissimo. Ci sono Grazie. anche loro in studio che lo possono testimoniare perché Gli sono amici, gli vicini amici, quanto gli me. amici. Anche voi da casa, veramente, credetemi, è un mago vero. Io non so come ringraziarti Grazie di essere a te. stato Grazie. qui a Mille Voci, veramente è stato un enorme piacere. Grazie, Daphne. Speriamo di ritornare prima o poi. Ci rivediamo, Assolutamente, secondo sei me. sempre Bene.